Hi guys! Hi! Finalmente è il caso di dire, vabbè, per loro non è finalmente, perché bello, inizia il filmino, inizia già qua. Invece Ma noi non abbiamo sapete che fatto... abbiamo combinato. Abbiamo preso il volo Napoli-New York. A New York abbiamo fatto uno scalo notturno di circa 10 ore. Ovviamente il volo iniziale è in ritardo di 2 ore. E arrivati poi a New York, una marea di voli cancellati, il timore che ci cancellassero anche il Ma nostro. incredibilmente non il nostro. Speriamo. E quindi siamo qua e possiamo Qua raccontare... dove? Non siamo l'abbiamo qui detto. a Red Rocks. Denver, siamo a Denver, in Colorado, primo stop. Io credo che questa immagine già dice tutto, no? Ora faremo... È un bel antipasto. Faremo questo piccolo sentiero che dovrebbe portarci a un posto. Siamo freschi, pimpanti e Sì. non vediamo l'ora. Abbiamo dormito forse 3 ore, ma già sai. Let's enjoy our trip. Yeah! Questa, come potete vedere, Ah, e tra l'altro è una location naturale favolosa. da lontano si vede anche la città di Denver, che dovrebbe essere da queste parti. Oh, guardate che spettacolo, che spettacolo. Miniatura. Pensate a vedere un concerto qui, un concerto con la C maiuscola. Eccoci a Denver. Siamo arrivati a Denver con le sue statue bizzarre. Questa è la prima, che in realtà io non tenevo sul programma, l'ho scoperto per caso. Invita alla pulizia. Alla pulizia. Quindi questa è la zona super moderna di Denver. Diciamo che Denver è The Old, praticamente è stata costruita nel 1800, fondata nel 1858. Quindi questa è la zona, Una città diciamo, giovane. città giovane. Qua è il fulcro della vita amministrativa e alle spalle c'è una libreria pubblica che è una cosa enorme, spettacolare. E niente, andiamo alla ricerca di altre statue.
Buongiorno, siamo là in macchina, abbiamo lasciato Denver, siamo sull'autostrada E davanti a noi le montagne rocciose. la nostra prossima destinazione. Dopo un'ora e mezza di auto, più o meno, Da Denver siamo qui nel Parco delle Montagne Rocciose. stiamo percorrendo la strada asfaltata più alta di tutti gli Stati Uniti. Io ho il felpino, ma non serve, ce ne Ed vuole io un no. altro. Lui non ce l'ha, te l'avevo detto, però secondo me ci vuole l'altro felpino più pesante che mi sono portata. Comunque lo scenario è quello che è. Infatti, sebbene siamo in piena estate, praticamente ci sono le montagne innevate. C'è da percorrere questa strada panoramica. E niente, abbiamo parcheggiato la nostra macchina e niente, quindi dopo questa breve passeggiata panoramica, Faremo anche un trail, 2 trail veramente. 2, 3, uno su questa strada e uno invece da un altro lato. La giornata è iniziata alla grandissima. A dopo! Rieccoci, come potete vedere dal cappello di Ramona, In tenuta invernale, e qui il tempo cambia drasticamente. siamo a 4.000 piedi, no, 12.000 piedi, quindi sarebbero quasi 4.000 metri di altezza, fa freddo, abbiamo le cose in Al pile freddo e al gelo. e niente, questa teoricamente è la zona meno turistica di Rocky Mountain, sulla carta dicono. Cioè, Ma dove avete visto gli scenari? abbiamo visto anche Meritano davvero. abbiamo visto anche per la prima volta la tundra, che comunque è la vegetazione tipica di quando si ha ad alte latitudini, perché non può crescere vegetazione a quelle altezze. Siamo al Visitor Center. Sentirete che c'è vento e qui credo ci sia anche la possibilità di Là mangiare. c'è scritto store e caffè, ma secondo me chissà se è un caffè caffè o è un caffè un po' più Abbi buono. fede, abbi fede. E niente, noi dobbiamo mangiare e poi c'è un vero trail da fare, perché quelle che abbiamo fatto prima erano semplici passeggiate sulle Passeggiate piattaforme. che comunque meritavano. Ramona sta riscaldando la dog. Eccola. Questo non è mio, sarebbe una mazza. Sì. Da notare poi lo scenario. Siamo pronti?
passati da 12.000 piedi, che probabilmente erano 4.000 metri, dove avevamo felpo, forpino, Dal giubbina. freddo, dal gelo, Siamo tornati a mezza manica. come per magia. Questo è il Bear Lake. Quindi birra, il lago della No, birra. attenzione, orso, lago dell'orso. Ah, beer.